non c'è nulla, nulla è piccolo di ciò che è fatto per amore, e che l'amore, quando è gratuito, crea legami e costruisce la comunità. La gratitudine non si misura, così come il bene ricevuto. Lo sanno bene i parrocchiani di Cicagna, di Serre e di De Zerega, che hanno dato vita ad un semplice momento di festa per salutare Don Mario Moltedo, il sacerdote che ha guidato la comunità per 13 anni. Non ama i riflettori Don Mario, e anche questo i suoi parrocchiani lo sanno bene. Secondo me una delle caratteristiche è proprio quella di spingere a prendersi delle responsabilità. Non ha mai fatto il leader, ma ha sempre fatto lo stimolatore, secondo me. Quindi uno che ti stimola a scoprire e a occuparti degli altri. Lui è sempre una parola buona e veramente anche la banda l'ha sempre seguita in tutto e per tutto. Lui è amante della musica, quindi ci ha sempre sostenuto, anche stamattina ci ha detto di farci coraggio e andare avanti. Per Don Mario una targa consegnata dal comune, un dipinto che raffigura la gentilezza di un angelo e un dono anche da parte dei giovani del vicariato. Li ha attirati a sé, non solo con le parole, con i gesti, con i fatti. Che il ragazzo, il giovane, è sempre quello che cerca. E rimarrà nel mio cuore, questo sicuro, perché in tutti questi anni ho imparato quanto la sua figura di parroco è importante per una persona, per un giovane. È sempre stata un po' una figura, ecco, paterna, anche una presenza molto spesso silenziosa, ma che non faceva mancare il suo affetto e la sua cura anche nelle piccole cose. Anche le parrocchie più piccole si sono sentite valorizzate. Dobbiamo ringraziarlo assolutamente, perché questi 13 anni abbiamo avuto un rapporto positivo. Noi siamo arrivati qui 12 anni fa, è una delle belle sorprese di questo posto, perché ci siamo trovati immediatamente benissimo. Una delle belle sorprese è stata l'amicizia con Don Mario. Una grande commozione, e mi spiace che vada via, perché nonostante problemi, però per me è stata una persona fantastica. Il cammino compiuto assieme è stato nel segno dell'unità, con l'obiettivo di superare i particolarismi per aprire il cuore all'unica grande chiesa. È stato un grande punto di riferimento, perché, come me l'ha detto lui stamattina, mi ha visto crescere e per me è stata una figura estremamente importante, soprattutto negli anni anche di catechismo. Ci ha riuniti, ci ha uniti. Ha cercato di levare tutti quei campanelismi, quelle, guardare l'altro un po' forse con la diffidenza, ha tolto dei muri e ha unito tantissimo. E come padre ci ha guidato nella strada giusta.